Sindaco, come procede la messa in sicurezza del territorio, soprattutto i territori lungo il Piave? L'elemento di novità è che finalmente è stata affidata la progettazione del primo degli interventi che dovrà essere realizzato all'altezza del medio corso intorno al comune di Crocetta del Montello e che servono a mettere in sicurezza la popolazione del medio-basso corso del Piave. Quindi siccome sappiamo che perché si eviti di rivedere quello che abbiamo già visto nel 66, dobbiamo trattenere circa 70-80 milioni di metri cubi d'acqua, questi contenitori devono essere realizzati. Per il momento è stato individuato un bacino che è quello di Crocetta del Montello. Lì la situazione com'è, Sindaco? Io capisco che c'è tensione e contrarietà da parte della popolazione locale verso la quale nessuno di noi, né io né i 12 colleghi sindaci che hanno firmato così questa lettera indirizzata a amministratori e politici del Veneto, non c'è niente contro di loro, resta il fatto che noi dobbiamo pensare anche alla tutela, alla salvaguardia della incolumità delle persone e quindi dobbiamo finalmente realizzare questi bacini e non possiamo indugiare oltre. Sono stati stimati 100 gli anni considerato come tempo di ritorno per rivedere quello che è accaduto nel 66. Di questo tempo oltre metà sono trascorsi e ancora siamo nelle stesse condizioni di allora. Ecco, l'ha citata, Sindaco, una lettera rivolta ai politici e agli amministratori sopra il livello comunale. Cosa chiedete in questa lettera? Intanto facciamo presente quella che è la nostra situazione, e cioè di un fiume che è sicuramente complicato, di un fiume che ha gli argini tra loro distanti 3 km all'altezza di Papadopoli, che diventano 1000 metri a Ponte di Piave, 300 metri qui tra San Donà e Musile e addirittura 150 all'altezza di Eraclea, una sorta di imbuto. Ed è chiaro che quello che abbiamo visto 3 anni fa, e cioè l'acqua che ha quasi lambito la sommità arginale, anzi a 90 l'ha addirittura toccata, potrebbe trasformarsi in una tragedia se ci fosse una rottura degli argini. Quindi quest'acqua va assolutamente trattenuta. Ricordo anche che sia nel 18 sia nel 19 c'è stata molta meno acqua di quella che è passata nel 66 e quindi oggi dobbiamo sicuramente, finalmente muoverci, non mettere ulteriori ostacoli alla attività di progettazione che è in corso e finalmente realizzare queste opere. Un bacino, l'ha citato, è quello di Crocetta del Montello, possibile, un bacino possibile, non basta, però ne serve un altro. Ne serve un altro, ora non spetta ai sindaci decidere dove farlo, perché io nella vita faccio il veterinario, temporaneamente sono un sindaco e certo non un ingegnere idraulico. Ci sono state centinaia e centinaia di riunioni, commissioni, studi eccetera che hanno individuato, uno nella zona del Montello e l'altro nella zona più a valle tra Papadopoli, Spresiano e Ponte di Piave, il secondo sito in cui realizzare questo contenitore. Insomma, si facciano. Da questa lettera cosa vi aspettate? E noi ci aspettiamo che ci sia la consapevolezza di quello che sta accadendo, la consapevolezza che c'è una opportunità legata al PNRR, cioè almeno la possibilità di utilizzare queste risorse per i primi lotti di lavori da eseguire, certo non l'intera opera, ecco, che non si perda ulteriore tempo. Io credo che il Piave abbia già dimostrato troppa pazienza rispetto alla nostra cocciutaggine, non possiamo abusare di quello che appunto è stato la pazienza del Piave in questi anni. Ci sono interlocuzioni con gli organi sovracomunali efficaci? Sicuramente sì, nel senso che noi abbiamo voluto indirizzare la lettera a tutti i parlamentari del Veneto, quindi sia chi è al Senato, sia chi è alla Camera e chi ha anche ruoli di governo, perché abbiamo anche questi, ai consiglieri regionali e ai membri della Giunta, chiaramente anche ai rispettivi presidenti, ai presidenti delle province di Belluno e di Treviso con le giunte e i rispettivi consigli e anche a tutti i sindaci della città metropolitana. Quindi tutti devono sapere che cosa sta accadendo e fortunatamente spero che tutti colgano anche l'opportunità di remare tutti dalla stessa parte.